Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine molto utilizzato per indicare una fessura, un foro, un danno. Il termine in questione è senga. Con il termine senga si indica come ho detto prima, una fessura, una rottura in qualcosa, un segno nel muro, per esempio. Il termine deriva dal latino, da signa, che è il plurale di signum, ovvero segno. E si indica soprattutto con la senga lo spazio che è rimasto aperto nella porta quando la porta non viene chiusa benissimo. A senga la porta, che lascia filtrare quella luce soprattutto la domenica mattina, quando state ancora dormendo, venite svegliati proprio da quella luce fastidiosissima o dalla finestra o dalla porta che le ha senga. Quella è la senga. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!